Dalla discussione in atto, signor Presidente, cari colleghi, sembra quasi che stiamo parlando di una questione di secondaria importanza. Quello di cui stiamo discutendo è uno strumento, probabilmente non esaustivo, non completamente sufficiente per affrontare la situazione di grave emergenza che si è venuta a creare per quanto riguarda la nostra agricoltura, in particolar modo per quanto riguarda la nostra zootecnia. L'unico dato certo che dobbiamo riscontrare è che le nostre imprese agricole stanno morendo, una dopo l'altra, come mosche, per effetto di una serie di difficoltà a livello internazionale, ma anche per una serie di congiunture che mettono i nostri imprenditori agricoli nelle condizioni di non poter competere. Perché in quanto a capacità produttiva, inventiva, capacità imprenditoriale, i nostri imprenditori agricoli non hanno nulla da invidiare a nessuno, né a livello europeo né a livello internazionale. I nostri imprenditori agricoli sono messi in ginocchio da una serie di difficoltà che devono affrontare come imprenditori italiani, una serie di difficoltà che li mette fuori mercato, cioè nelle condizioni di non poter competere. E noi dobbiamo creare le condizioni per garantire competitività alle nostre imprese agricole. Sicuramente per poter garantire competitività alle nostre imprese agricole bisogna puntare non certo sul basso prezzo oppure sulle grandi quantità di produzione, ma possiamo puntare solo su quegli elementi che per noi sono strategicamente importanti. Quindi puntare decisamente sulla qualità, sulla tipicità e sulla salubrità certificate dei nostri prodotti. È l'unico modo per poter competere. Ma considerando che uno dei costi fondamentali, principali dei nostri imprenditori agricoli è rappresentato da una burocrazia asfissiante, perché qui stiamo facendo una serie di valutazioni e costringiamo i nostri imprenditori agricoli a dedicare più tempo alle scartoffie che non a migliorare la qualità delle loro produzioni e a fare in modo che la loro qualità sia conosciuta e sia apprezzata, perché altrimenti la ricerca di qualità, che per i nostri produttori si trasforma in un costo aggiuntivo, se la qualità non è conosciuta e apprezzata e valorizzata e promossa, la qualità si traduce in un costo aggiuntivo che mette i nostri imprenditori di fronte a una disarmante situazione che vede gli acquirenti chiedere: ma tu il tuo latte a quanto me lo vuoi vendere? La tua carne a quanto me la vuoi vendere? E a fronte di una richiesta quanto mai legittima di poter sopravvivere da una parte dei nostri imprenditori agricoli, l'acquirente, perché abbiamo anche questo problema, che è legato al fatto che nel nostro paese, mentre la domanda è fortemente organizzata, mi riferisco in particolar modo alla grande distribuzione organizzata, l'offerta non è adeguatamente organizzata. Questo fa sì che i nostri imprenditori, anziché lavorare per conto proprio, siano spesso costretti a lavorare per conto terzi e a loro viene garantito il minimo indispensabile per sopravvivere e il valore aggiunto, anziché andare a vantaggio dei nostri imprenditori agricoli, va a vantaggio solamente della grande distribuzione organizzata, che è interessata al fatto di andare a prendere il prodotto non certo a Treviso, a Venezia o dove la qualità può essere sicuramente maggiore, ma andare a prendere il prodotto dove costa €1 in meno, magari dall'altra parte del mondo, avendo come caratteristica quel prodotto il basso prezzo, ma non avendo come caratteristica la qualità, la tipicità, la salubrità certificata. Ed è questo, a fronte di due prodotti apparentemente simili, il compratore che non è adeguatamente informato è sempre portato a prendere il prodotto che costa meno. Se non c'è un'adeguata valorizzazione del prodotto e se il consumatore non è adeguatamente informato in modo tale da essere libero di scegliere non solo il prodotto che costa meno, ma quel prodotto che magari costa qualcosa in più, ma quel qualcosa in più che il consumatore spende per andare ad acquistare il prodotto veneto non è un buttar via i soldi, ma è un investimento che il consumatore fa a vantaggio della propria salute e delle salute dei propri cari. Guardate che i consumatori sono pronti a
a risparmiare in beni voluttuari, ma difficilmente il consumatore è disposto a risparmiare a scapito della sua salute e della salute dei propri cari. Spesso compra un prodotto che ha un basso prezzo perché non ne conosce l'origine, perché non conosce spesso la provenienza di questi prodotti, perché spesso la grande distribuzione organizzata cosa fa? Distribuisce e pone in vendita i prodotti con il marchio della grande distribuzione, per fare in modo da occultare spesso la provenienza del prodotto. E siccome uno degli obiettivi spesso della grande distribuzione è quello di mettere sul mercato dei prodotti che siano standardizzati nel colore, nel gusto, nella forma, quando il consumatore è abituato a prendere un prodotto che sia sostanzialmente abbastanza soddisfacente ma che abbia un prezzo sicuramente interessante, prende quel prodotto senza sapere che comprando quel prodotto mette a repentaglio la sua salute. Allora, in base a questo, se le nostre imprese agricole sono in pericolo, non è solo un problema dei nostri imprenditori agricoli, perché i nostri imprenditori agricoli non hanno solo il compito di produrre derrate per tentare di acquisire un guadagno facile. I nostri imprenditori agricoli hanno tra i propri obiettivi fondamentali quello di garantire la nostra sicurezza alimentare. E quindi quando si dice, no, io ricordavo che anche a livello di Parlamento europeo c'erano alcuni che non conoscevano queste tematiche e che dicevano, ma perché l'Unione Europea deve dedicare una fetta consistente del bilancio comunitario a favore di un 5-7% di forza attiva in Europa? Questa è la richiesta che facevano, ma perché non ci conviene forse risparmiare questi soldi dandoli ad altri settori e importare le derrate alimentari da paesi emergenti e così facciamo anche un'opera di bene? Questo è quello che ignorantemente qualcuno che non conosce problematiche agricole è portato ad affermare, non sapendo che a quel 5-7% di forza attiva in Europa e quindi anche in Italia, in Veneto, viene affidato il compito di garantire la tutela dei 3/4 del territorio nostro. Chi è che garantisce la manutenzione del nostro ambiente e del nostro territorio se non chi ci vive come gli imprenditori agricoli? E gli imprenditori agricoli non sono abituati a fare ambientalismo predicato, perché non basta predicarlo l'ambientalismo, come fa qualcuno, bisogna praticarlo, bisogna sporcarsi le mani, bisogna andare a pulire i fossi, andare a pulire i boschi, garantire la manutenzione del nostro territorio. Ed è quello che spesso non viene fatto. Dico allora, per quanto riguarda la più volte ricordata multifunzionalità, noi non possiamo lasciarla come enunciazione di principio. Cioè i nostri imprenditori agricoli quando vanno a fare la spesa o devono comprare i libri per i propri figli, non è che vanno poi in negozio e pagano con una pacca sulla spalla, ma devono avere le risorse necessarie. Sono imprese agricole. Quindi proprio perché imprese agricole devono avere un reddito adeguato, altrimenti l'impresa chiude. Ed è quello che sta avvenendo. Quindi per quel che riguarda noi, io sono uno dei firmatari di questo provvedimento, dobbiamo capire che stiamo tentando di mettere in campo uno strumento aggiuntivo rispetto a quelli che già ci sono. Sappiamo che la situazione è di emergenza, perché una volta che chiude un'impresa agricola, ribadisco, il danno che ne ha la collettività è incredibilmente grande. Allora, siccome è arrivata a tutti quella lettera che veniva evocata prima dal consigliere Azzalin, è arrivata a tutti, e quel grido di dolore, perché così io l'ho interpretato, quel grido di dolore necessita da parte nostra risposte adeguate. Ciò significa che non dobbiamo dire ma è colpa dell'Europa, deve intervenire lo Stato, deve intervenire il governo. No, tentiamo di capire noi cosa possiamo fare per dare un riscontro ai nostri imprenditori agricoli per evitare che si arrendano. Allora, quel grido di dolore noi lo raccogliamo, io sono presidente della terza commissione che tra le sue competenze è anche quella dell'agricoltura. Bene, se i miei colleghi saranno d'accordo, io intendo convocare quanto prima una riunione straordinaria della Commissione Agricoltura e assieme ai miei colleghi, assieme ai rappresentanti delle categorie che hanno lanciato quel grido di dolore, tentare di capire, in attesa che altri facciano il loro dovere, cosa possiamo fare noi per fare il nostro dovere e dare il nostro modesto
contributo e intervento per fare in modo che possano capire che forse non riusciremo a risolvere tutti i problemi che devono affrontare quotidianamente, ma tenteremo noi come Regione Veneto di fare la nostra parte, né più né meno. Qui in questo caso, se abbiamo a cuore il destino delle nostre imprese agricole e quindi anche del nostro territorio e quindi anche della nostra sicurezza alimentare, dobbiamo capire che ognuno di noi deve fare qualcosa per senso di responsabilità, ed è quello che intendiamo fare. Quindi come commissione, come presidente di commissione, invito i miei colleghi a esprimere la loro posizione, quindi quanto prima possibile convocheremo questa riunione straordinaria, alla quale ovviamente è invitato l'assessore, per fare in modo da ragionare insieme e tentare di capire come dare risposte concrete. Nel vecchio detto della cultura rurale, con le chiacchiere non si fa né farina né pane. Noi dobbiamo creare le condizioni perché ai nostri imprenditori agricoli, al di là di vane promesse o dello scaricabarile tra ai vari livelli istituzionali, possiamo dare risposte concrete. Io ricordo che molti anni fa ormai, quando ci fu il primo caso di mucca pazza, nel 96, quando il mondo della zootecnia piombò in una situazione disastrosa, allora come Regione Veneto decidemmo di stanziare 20 miliardi delle vecchie lire come Regione Veneto a favore dei nostri imprenditori agricoli nel settore della zootecnia. Li abbiamo stanziati ed erogati, quando allora il governo nazionale promise e non erogò 18 miliardi per tutti gli imprenditori agricoli nel settore dell'allevamento a livello nazionale. Noi abbiamo dato, forse allora c'erano disponibilità diverse, spazi diversi di manovra, forse non abbiamo quelle disponibilità, ma noi abbiamo il dovere di fare tutto il possibile per fermare questa emorragia di imprese agricole e per riuscire a garantire non solo certezze di reddito ai nostri imprenditori agricoli, fornire soprattutto dignità, perché se noi riconosciamo ai nostri imprenditori agricoli una funzione che va molto al di là della produzione di derrate alimentari, noi riusciamo veramente a garantire un futuro dignitoso ai nostri imprenditori. È quello che vogliamo fare. Vogliamo creare le condizioni perché si sappia che qui non ci sono persone sorde, non ci sono soggetti che si limitano a dire ma non è colpa mia, arrabbiatevi col governo o arrabbiatevi con l'Unione Europea. Quel poco che possiamo fare lo dobbiamo fare. Noi faremo la nostra parte.